Noi abbiamo voluto dare applicazione vera alle varie convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia attraverso la creazione di una rete di attività e di servizi che veramente voglia arrivare a tutelare, nel vero senso della parola, i minori da forme di abuso, di maltrattamento, di povertà e di estrema. E nella nostra regione abbiamo creato 5 centri di carattere di riferimento provinciale dove il personale è qualificato e specializzato appunto per affrontare il tema appunto dell'abuso, del maltrattamento dei minori. Ecco, questi centri sono nati qualche anno fa, sono stati appunto riconfermati da una recente programmazione della regione, hanno lo scopo di porsi con personale, con un'equipe qualificata a supporto dei comuni e delle ULS e a sua volta delegati dai comuni per le tematiche relative appunto all'infanzia e ai minori. Nella nostra regione abbiamo fatto un importante lavoro negli ultimi anni. Vorrei ricordare tra l'altro che abbiamo istituito come regione la figura del pubblico tutore dei minori. È stata la prima regione in Italia a istituire questa figura, qualche altra regione ci ha seguito, qualche altra sta ancora valutando di replicare questa esperienza veneta. Questo testimonia appunto l'attenzione particolare che abbiamo voluto riservare per quelle fasce più deboli della nostra popolazione, più vulnerabili come quelle dei minori. Abbiamo fatto un'azione in questi anni di promozione, di sensibilizzazione, di costruzione di una rete dei servizi, nel vero senso della parola, coinvolgendo tutti i soggetti, dalle scuole alla rete dei servizi pubblici, sociali, al mondo delle associazioni, al mondo del volontariato, al mondo delle istituzioni di diverso titolo, e dove abbiamo voluto far sì che i fenomeni di abuso, di maltrattamento emergessero da questo sommerso che spesso è diffuso. Noi magari questi fatti succedono, abuso soprattutto sessuale, che rileviamo buona parte ad opera diciamo di familiari, avviene all'interno delle mura domestiche, purtroppo nella maggior parte dei casi, ed è un abuso che va soprattutto a colpire la popolazione, le bambine, la popolazione femminile, l'infanzia femminile. Ecco, questi fenomeni spesso rimangono nascosti, destano vergogna ai familiari, non vengono denunciati. Noi abbiamo creato una rete di servizi attenta e vigile in modo tale che il più possibile riusciamo a far emergere queste situazioni per poter intervenire tempestivamente a tutela e salvaguardia del minore. Ecco, io credo che altrimenti si creerebbero situazioni veramente drammatiche che lasciano delle impronte indelebili nella psiche del minore che poi vengono portate per tutta la vita. Ecco, questo lavoro è un lavoro che stiamo facendo in maniera veramente in squadra a tutti i livelli, un lavoro che sta dando dei buoni risultati, nel senso che abbiamo fatto emergere diverse situazioni drammatiche. È un lavoro che riguarda sia la popolazione quella italiana, veneta, che la popolazione extracomunitaria. Abbiamo avuto modo tra l'altro anche di riscontrare come non ci sia una sostanziale differenza di questi fenomeni tra la popolazione veneta e quella immigrata, anzi l'indice più o meno è dello 0,5 per 1000 e quindi è pressoché uguale tra popolazione immigrata e popolazione italiana, quindi è un fenomeno che riguarda indistintamente queste due categorie diciamo di popolazione di residenti veneti.